Noi abbiamo bisogno di intervenire, ma soprattutto fare in modo che i lavoratori partecipino di più alla loro sicurezza. Marco Potente, riconfermato segretario generale della Filca CISL Belluno Treviso al congresso svolto a Cison, spiega con queste parole lo spirito con cui il sindacato ha lanciato l'iniziativa Un segnale per la vita, lo strumento messo a disposizione dei lavoratori per segnalare in forma anonima situazioni di irregolarità o pericolo a livello di sicurezza nelle fabbriche e nei cantieri. C'è la paura tra loro spesso di sollevare le problematiche per via della paura di perdere poi il posto di lavoro. E noi quindi abbiamo cercato di mettere a disposizione uno strumento nuovo, accessibile via internet, quindi attraverso l'inquadramento di un codice QR che li porta in un form dove possono segnalare il loro problema in forma anonima. Dei veri e propri alert da approfondire, quelli che il sindacato conta di raccogliere con questa modalità che sta già destando curiosità e interesse anche al di fuori del Veneto. Segnalazioni da inviare al sindacato attraverso il sito o dei numeri di telefono a cui scrivere, che quindi verranno vagliate e in caso sottoposte a chi di dovere, perché con la ripresa post-Covid, soprattutto nei cantieri ma anche nelle fabbriche, è coinciso un aumento degli infortuni più o meno gravi tra gli operai. Cercheremo di dirottare agli enti preposti, alle casse edili, alle CPT, allo Spisal e all'Ispettorato del Lavoro le loro segnalazioni, in modo tale da riuscire a prevenire eventualmente i rischi.